Contro la guerra che affossa anche l'economia sono centinaia gli allevatori, gli agricoltori e i pescatori di Coldiretti arrivati a Forte Marghera con i loro trattori, mucche e prodotti della terra. C'è l'impennata dei prezzi ed è a rischio l'export. Trema un mondo da 1 miliardo di euro. Abbiamo aziende al collasso, in particolare il settore zootecnico e quelli del latte, che non hanno più ormai ossigeno per andare avanti. Stanno producendo a 46 centesimi al litro il latte e ne ricavano 40, perciò possiamo immaginare quale sia ormai il poco tempo che rimane di sopravvivenza. Di questo passo le aziende non riusciranno più a coprire i costi per il balzo dei beni energetici e le inevitabili conseguenze negative sui bilanci. Coldiretti avanza delle proposte al governo. Affinché tagli le accise sul costo dell'energia, ma anche dia aiuti concreti che vengono dal PNRR, e dobbiamo arrivare in breve tempo all'autoproduzione di energia, e questo si può fare con i pannelli fotovoltaici sui tetti e anche con i biogas e il biometano. Se il caro petrolio spinto dall'invasione dell'Ucraina costringe le barche a rimanere in banchina e a fermare i trattori, le ritorsioni della Russia colpiscono i mezzi di produzione a partire dai concimi, obbligando i coltivatori a tagliare i raccolti, mentre sanzioni ed embarghi bloccano i commerci, sconvolgono i mercati e favoriscono le speculazioni. Il mangime solo nell'anno del 2021 per le nostre 100 vacche abbiamo avuto 20.000 euro in più per gli stessi numeri dell'anno precedente. L'Ucraina prima del conflitto garantiva il 20% delle importazioni italiane di mais, indispensabile per gli allevamenti. È a rischio la nostra stessa sopravvivenza, spiegano gli agricoltori. Oggi compromettere un altro anno dopo 2 anni di Covid è sicuramente un punto di domanda che porterà ulteriori aziende a chiederci se vale la pena di continuare oppure di dover chiudere.